E cosa possiamo dire di Leonardo e la nostra regione, Leonardo e il Friuli, o quello che oggi chiamiamo Friuli Venezia Giulia? Beh, i legami fra Leonardo da Vinci e i nostri territori, diciamolo pure, sono alquanto labili. Tutto sommato sono semplici spunti per promuovere magari eventi collegati a Leonardo da Vinci, al suo ricordo, alla sua memoria, agli studi che lo riguardano. Tuttavia sappiamo che la vita di Leonardo trova agganci ampi e notevoli altrove, in primis in Toscana, in Lombardia, in Francia. Dai primi anni 80 del 400 Leonardo visse a Milano, trascorrendo anni assai fecondi. Dipinse, scolpì, approntò allestimenti per feste, fu scenografo, come dicevamo, ingegnere militare e studiò sempre la fisica, studiò le scienze naturali e quant'altro. Lasciò Milano nel 1499. Perché? Perché Milano fu occupata dai francesi. Dopo un breve periodo trascorso a Mantova, raggiunse Venezia ai primi del Cinquecento e ripartì già in aprile per Firenze, dopo aver compiuto alcuni studi per apparati difensivi contro i turchi, pronti a lanciarsi sui villaggi friulani fino al tagliamento. Recatosi in Friuli per studiare la topografia delle valli minacciate dagli ottomani, il genio di Vinci fornì a quanto pare indicazioni per installare bombarde e per rafforzare le mura della cittadella fortificata di Gradisca di Sonzo. Quindi, rientrato a Venezia, avanzò un progetto di cui però gli archivi veneziani non conservano traccia, un progetto per arrestare l'avanzata ottomana. Si trattava di una chiusa, ovvero un serraglio mobile o un sostegno dentato, come scriveva lui, un sostegno di legno sull'Isonzo, grazie al cui dispositivo pochi uomini avrebbero potuto inondare la valle e causare il rapido annegamento degli invasori. Tuttavia, i costi elevati e la complessità della costruzione fecero accantonare l'idea. E la stessa sorte è toccata a numerosi altri suoi visionari progetti, rimasti inconclusi. Da quanto risulta, Leonardo sottopose altresì al Senato veneziano sistemi di difesa per il porto della città lagunare, immaginando un piano sottomarino per liberare i veneziani prigionieri dei turchi o addirittura annientare la flotta nemica. Nel 1511, attaccata dall'imperatore Massimiliano d'Asburgo, Gradisca fu persa e Venezia iniziò a pensare a una città-fortezza nella pianura friulana, Palmanova, con la sua struttura a ennagono stellato per un numero straordinario di bocche da fuoco. Anche se poi una vera e propria prova del fuoco Palmanova non l'ha mai avuta. Fonti per stabilire un legame fra Leonardo e Gradisca sono il foglio 638V del Codice Atlantico, che è la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo, con 2 abbozzi di lettere scritte da Leonardo in merito ai suoi studi per difendere il Friuli dai turchi. Nel foglio 822, invece, che risale al 1508, Leonardo ricorda certe indagini relative a un sistema di trasporto delle artiglierie per Gradisca. Su pochi dati si innestano poi congetture più o meno plausibili e talora qualche favoleggiamento, ma non ci sono motivi per compiere balzi arditi.